C'è un fascino particolare nel restare vicini a casa, tra le montagne che conosci bene, soprattutto quando il cielo promette temporali pomeridiani. Oggi, insieme a Giorgino, Beppo, Paolo e i due Antonio, abbiamo deciso di goderci l'Alta Val Chiampo finché il meteo ce l'ha concesso. Siamo partiti di buon mattino da Campodalbero di Crespadoro, imboccando il sentiero CAI 214. La salita lungo la Valle delle Rope si è rivelata subito impegnativa. Nonostante il sentiero sia immerso nell'ombra e la temperatura fosse piacevole, la pendenza è notevole e abbiamo sudato parecchio per guadagnarci la salita. Una volta risalita la valle abbiamo cambiato passo, innestandoci sul sentiero di cresta che corre sopra il 202. È un percorso bellissimo, un vero filo di dorsale che, pur essendo tracciato, si distingue per la sua natura panoramica ed esposta, offrendoci una visuale che non ha nulla a che vedere con i tracciati a fondovalle. Passo dopo passo siamo arrivati lassù, al Monte Campetto, con la soddisfazione di chi sa di aver scelto la via più spettacolare. La sosta è stata immancabile. Davanti al rifugio Gingerino, rigorosamente all'aperto, abbiamo celebrato la cima con il classico panino con la soppressa. Il sapore della vetta non ha eguali. La giornata però non era finita. Siamo scesi seguendo i sentieri 202, 233 e 215 fino al rifugio Bertagnoli. Una birra gelata, un caffè e le risate di sempre sono state la giusta ricompensa. Poi via verso valle, chiudendo il cerchio tra i sentieri 208 e 201 per tornare alle macchine a Campodalbero.
Una giornata perfetta, zaino in spalla e amici al fianco. Cosa chiedere di più?